Due conferme e due volti nuovi. Ancora poche ore a Rossano Veneto sarà completato il puzzle della nuova amministrazione Martini. Il sindaco ha sempre dimostrato di avere le idee chiare sulla squadra con cui intende lavorare nei prossimi 5 anni, a partire dai fedelissimi della tornata precedente, coloro che con lei hanno diviso oneri e onori fino alla fine. La riconferma sicuramente di Marco Zonta, uscente, di Berton Davide, uscente. Restano due posti in giunta. Allora io ho fatto un discorso a tutti i miei uomini e donne della mia lista. Desidero persone che correttamente dedichino del tempo, che restino in comune, perché non è vero che si può amministrare stando seduti a casa, non è assolutamente vero. Una cosa è già sicura, almeno uno dei due tasselli mancanti sarà occupato da una donna. Morana Martini pare non avere dubbi su questo, nonostante proprio l'unica quota rosa della sua giunta le abbia voltato le spalle nel primo mandato. Se mi fiderò di un'altra donna in giunta. Allora io alla donna che avevo in giunta avevo dato anche le chiavi di casa mia, mi sono fidata ciecamente perché mi fido della gente, però ho dimostrato di non aver paura e di mettere anche a repentaglio la poltrona di sindaco se vengo tradita o se soprattutto vengono tradite le aspettative degli elettori. Questa volta artefici di una vittoria al limite del trionfo non ci sono altri che i suoi uomini e Morana Martini lo sa. Sono sicura di questa squadra perché questa squadra non è stata scelta da un partito politico, ma è stata scelta dal sindaco e hanno scelto di venire in squadra con me perché c'ero io come sindaco, quindi partiamo da posizioni completamente diverse rispetto a quelle dell'altra volta e sono certa che all'interno della mia squadra non mi tradirà nessuno.